Ci siamo, tutto pronto a Cormons per l'edizione 2012 di Gol a Grappoli. Queste le parole di Massimo Falato, portavoce del comitato organizzatore. Le novità innanzitutto sono semplicissime. Si parlerà sempre di calcio abbinato al prodotto enogastronomico di Cormons, quindi io lo chiamo sempre calcio e calici. Una manifestazione che Cormons organizza ormai da 3 anni. 2 anni fa abbiamo organizzato l'evento dedicato ai 60 anni di tutto il calcio minuto per minuto, l'anno scorso 101 anni di nazionale italiana di calcio, quest'anno abbiamo l'onore e il pregio di organizzare la manifestazione dedicata ai 100 anni del Guerin Sportivo, una rivista sportiva che è la più antica di tutto il mondo nel panorama sportivo e di giornali. Ospiti di primo piano anche quest'anno, io ve li annomero e ve li cito per invogliare il pubblico a venire a Cormons nel weekend venerdì 25 e sabato 26. Italo Cucci, Beccantini, Dino Zoff, Nicola Berti, Gigi Del Neri, Attilio Tesser, Maurizio Tombetta, Roberto Onorati, ex giocatore del Genoa, Claudio Pasqualin, forse Aldo Serena. Un concerto venerdì sera con il trio famosissimo Peppe Servillo, Xavier Girotto e Mangalavite, che organizzeranno un concerto dedicato al mondo del calcio, al tango e al jazz in collaborazione con Jazz & Wine. Si parte comunque venerdì pomeriggio alle ore 18 con una conferenza dedicata all'etica nello sport e al linguaggio simbolico che lo sport offre ai suoi spettatori. Sabato mattina vi invito a venire alle 10:30 nella sala del Consiglio Comunale, sempre in piazza 24 maggio, presentazione di 2 libri importantissimi con gli autori. Una è La vita di Giacinto Facchetti, presentata dal figlio Gian Davide, e l'altra sulla vita del grandissimo Giacomo Bulgarelli, presentata dallo scrittore Italo Cucci. Quindi c'è un potpourri di cose che si concluderà sabato sera alle ore 21 presso il Teatro Comunale, ingresso libero, serata di gala appunto dedicata ai 100 anni del Guerin Sportivo. Ospiti, chiacchierate con il padrone di casa di Cormons e l'uomo che ha fatto forse conoscere la nazionale di calcio a tutti gli italiani, il grandissimo Bruno Pizzul, che è il deus ex machina di questa manifestazione. Io ringrazio il comune di Cormons e l'assessore Cattarin, Bruno Pizzul, ripeto, il padrone di casa, il comitato Gol a Grappoli, di cui io sono il portavoce, e tutti i commercianti e gli imprenditori di Cormons che hanno dato una mano economica e di supporto organizzativo. Vi aspettiamo a Cormons venerdì 25 e sabato 26 per tutti gli amanti di questo meraviglioso sport.